on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. So and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutti. Questa è Te la ridò io, l'America, questo è l'appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti d'America. E con questa puntata del 14 aprile 2025 possiamo cominciare subito parlando ovviamente della più importante tematica di questa settimana e anche della scorsa, ovvero i dazi. I dazi che tra l'altro in questo momento sono soprattutto indirizzati verso la Cina, che è la più importante antagonista commerciale per gli Stati Uniti d'America. Volevo tra l'altro anche segnalarvi un articolo sul Time dove parlano proprio di come sia impossibile per la Cina poter vincere, perlomeno parlando di una guerra proprio basata sui dazi e sanzioni, con una guerra con gli Stati Uniti. Una Cina che tra l'altro non riflette più i valori iniziali proprio della Repubblica Maoista. Infatti i leader cinesi ovviamente incoraggiano la gioventù cinese a una vita basata più sullo sforzo, basata più su anche il mangiare sano e anche il vivere sano, proprio per cercare di aiutare il partito e lo Stato cinese. Ma è una Cina che in realtà si sta avvicinando sempre di più al modello di vita dei tanto odiati americani, perché l'aumento della popolazione cinese, dei giovani cinesi, per quanto riguarda anche il sovrappeso, il raggiungimento del sovrappeso è aumentato e tra l'altro il contratto, possiamo chiamarlo così, tra la popolazione cinese e il partito comunista in questo momento al potere e incontrastato è proprio basato sul miglioramento della condizione di vita dei più poveri. Questo ovviamente andrebbe poi contro al dover vivere una vita di stenti proprio per fronteggiare una guerra di dazi con i, tra virgolette, nemici americani. Nonostante questo, comunque la Cina potrebbe sperare che gli Stati Uniti allentino poi i dazi, proprio perché gli Stati Uniti in questo momento ancora hanno un commercio poi tra l'altro forte con lo Stato cinese, perché i cinesi sono il terzo partner commerciale più importante per quanto riguarda proprio le esportazioni e anche il commercio quindi con gli Stati Uniti hanno indirizzato ora i dazi ad arrivare addirittura a un 125%, proprio per quanto riguarda tutto ciò che viene dalla Cina, tranne i semiconduttori e tutto ciò che riguarda, ad esempio, la produzione dei telefonini. Quindi parliamo di dazi che potrebbero influire l'economia degli Stati Uniti, potrebbero mettere in difficoltà la popolazione nel brevissimo termine. Ma cosa è successo con proprio lo scandalo dei dazi tanto criticati a Donald Trump? È successo che tanti paesi, come aveva dichiarato The Donald durante questa settimana, alla fine stanno chiamando proprio la Casa Bianca per cercare di accordarsi sui dazi, ma anche su una politica commerciale internazionale comune. Perché? Perché ad esempio la Nuova Zelanda ha chiamato gli Stati Uniti proprio per avere un forte partner commerciale proprio nella zona Indo-Pacifica, che è la zona in questo momento che la Cina sta cercando in tutti i modi
di appropriarsi, andando, come abbiamo descritto nelle scorse settimane, andando a bulleggiare, a imporre la propria prepotenza proprio con le Filippine, che sono uno storico alleato statunitense proprio in quelle acque. Anche contro i giapponesi i cinesi stanno mostrando forti mire espansionistiche commerciali, ma soprattutto forti mire espansionistiche non solo commerciali, ma anche politiche con lo Stato di Taiwan, che, come sapete tutti, la Cina non riconosce come Stato indipendente, e la propria sovranità, la propria indipendenza per Taiwan è garantita soprattutto da un alleato forte come gli Stati Uniti. Quindi il discorso dei dazi è stato molto importante per gli Stati Uniti, per mostrare che sono ancora in questo momento la superpotenza mondiale, sono ancora la potenza di riferimento con cui dover prendere accordi per cercare di avere un miglioramento della propria condizione economica, e quindi alla fine, nonostante i crolli che avete visto in borsa, le borse sono risalite, un patrimonio sicuro come ad esempio l'oro, in questo momento di forte incertezza, secondo soprattutto i media democratici, in realtà sta salendo come valore. E parliamo anche di Stati Uniti che stanno ricevendo chiamate anche ad esempio dalla Thailandia, che ovviamente, come la stessa Nuova Zelanda, occupa quell'area che la Cina rischia quindi di perdere grazie a una aggressività esagerata, senza poi riuscire a poter imporre la propria forza commerciale. Parliamo di una Thailandia che quindi vuole avvicinarsi proprio al fronte occidentale, chiamiamolo così, al blocco occidentale, per quanto riguarda perlomeno il commercio. Importante anche quello che sta avvenendo, tra l'altro, con la azienda proprio dedicata all'acciaio statunitense. Perché? Ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate. Ci sono stati dei tentativi di acquisto proprio, di acquisizione proprio da parte di aziende giapponesi, e anche ora si è aggiunta un'importante azienda proprio sudcoreana, per arrivare sia cercare di acquistare proprio l'azienda dedicata all'acciaio negli Stati Uniti, sia proprio entrare nel commercio, nel mercato dedicato a questo importante metallo. Parliamo quindi in realtà di grandi aziende multinazionali che vogliono continuare a investire negli Stati Uniti, vogliono aumentare la propria presenza all'interno dello Stato americano, ma la questione soprattutto dedicata alla US Steel, quindi la compagnia proprio principe per quanto riguarda la produzione e il commercio di acciaio, è importante, perché inizialmente anche la presidenza Biden aveva cercato timidamente di proteggere questo patrimonio nazionale, e soprattutto con la presidenza Trump si è cercato perlomeno di temporeggiare in maniera decisiva, proprio per evitare l'acquisto da parte di un'azienda straniera, di un così tanto importante fornitore, produttore, ma anche fornitore di tanti posti di lavoro per gli americani, proprio da parte di un'azienda straniera. Tutelare quindi il mercato statunitense. Non finisce, tra l'altro, quello che sta avvenendo, non finisce la guerra che sta avvenendo in maniera, possiamo definirla così, in maniera guerrigliera, con i Houthi, che sono quel gruppo ribelle, ricorderete, terroristico, proprio in sede nello Yemen. Gli ultimi attacchi aerei da parte
della Marina navale statunitense, delle forze aeree statunitensi, hanno portato a circa perlomeno 6 persone morte. Questo ovviamente riportano le fonti vicine proprio alle organizzazioni terroristiche in questo momento nel comando dello Yemen. Perché è importante quella zona? Ne avevamo parlato più volte in questa rubrica. È importante per il commercio proprio perché anche queste organizzazioni terroristiche sono solite ad attaccare le navi cargo per cercare ovviamente di derubarle. Proprio tra l'altro in quella zona di conflitto gli Stati Uniti hanno deciso di inviare ulteriori navi dedicate proprio alla protezione e all'attacco per quanto riguarda proprio queste organizzazioni terroristiche. Una nave ad esempio è quella chiamata USS Stockdale, che è una nave dedicata proprio ai missili teleguidati. Quindi parliamo di Stati Uniti che vogliono anche dimostrare la propria forza internazionale con l'uso delle armi come hanno sempre fatto, ma senza ovviamente intervenire direttamente come invece, tra l'altro, è stato fatto dai precedenti presidenti come Barack Obama, ricorderete, in Afghanistan, Bush, che ora fa tanto il pacifista simpatico, ma ricorderete che è stato il presidente che ha invaso l'Iraq e ha destabilizzato ancora di più il Medio Oriente, proprio Bush Junior, e anche Joe Biden, che ha messo in difficoltà, tra l'altro, tutto ciò che riguarda la politica internazionale degli Stati Uniti con decisioni di politica estera che un giorno erano, tra virgolette, forti e l'altro invece non potevano che essere decisioni deboli, nel senso che hanno messo in difficoltà poi tutto l'apparato militare come la fuga disordinata in Afghanistan. E tra l'altro, rimanendo proprio con il dualismo Joe Biden e Donald Trump nella propria visita medica ha raccolto buonissimi risultati, a dire sia del medico curante sia proprio dello stesso presidente. Ha detto di aver azzeccato ogni domanda nel test cognitivo e che la propria salute invece fisica in questo momento è a buonissimi livelli. Quindi parliamo di un Trump che perlomeno si sta mostrando, vuole mostrarsi in salute forte, nonostante le critiche per quanto riguarda l'età, perché erano le stesse critiche che l'amministrazione Trump muoveva al tempo della campagna elettorale proprio nei confronti di Joe Biden. Ma oltre a essere più giovane di qualche anno di Joe Biden, sembra proprio che Donald Trump per ora stia affrontando la vecchiaia in maniera migliore. Donald Trump, acclamato tra l'altro nella serata dedicata alle arti marziali miste dell'organizzazione UFC, un Donald Trump che ha ricevuto un'ovazione da parte della folla. Ovviamente è un piccolo spicchio della popolazione quella che si può permettere di partecipare a eventi del genere, però è un segnale che comunque sembra che Donald Trump, perlomeno una parte consistente della popolazione, rimanga il presidente amato ed eletto. E un'altra importante notizia, sempre per quanto riguarda tra l'altro l'immigrazione, e un'altra quindi tematica molto importante per l'amministrazione Trump, è quello che è avvenuto con le ultime sentenze proprio da parte dei giudici sia federali sia della Corte Suprema, una Corte Suprema che sta in alcuni casi ovviamente andando contro l'amministrazione Trump, come per quanto riguarda l'espulsione di un immigrato proprio che veniva dal Sud America. L'amministrazione Trump lo ha espulso per legami proprio con la gang venezuelana che ha messo a ferro e fuoco anche le comunità
di latinos negli Stati Uniti, e però in questo caso i giudici hanno deciso di poter permettere al Dipartimento dell'Immigrazione di poter aumentare, di poter anche imporre la propria volontà anche per quanto riguarda i luoghi di culto, come le chiese, come le sinagoghe. Quindi è una svolta storica, soprattutto nella guerra, tra virgolette, interna fra l'amministrazione Trump e i tanti luoghi sia di culto sia luoghi santuario delle varie città negli Stati Uniti, dove sembrava prima dell'amministrazione Trump che vigesse un altro ordinamento e non quello federale statale. Infatti vi sono tantissime città santuario dove gli immigrati irregolari possono recarvisi e possono anche temporeggiare la propria espulsione o addirittura, prima soprattutto dell'amministrazione Trump, anche rimanere come cittadini in maniera permanente proprio all'interno dello Stato americano. Quindi questo è un primo passo, il poter imporre la legge anche per quanto riguarda i luoghi di culto, nonostante i tanti freni delle varie organizzazioni democratiche americane, ed è un primo passo nella lotta per poter imporre finalmente l'ordinamento federale proprio per ogni cittadino americano e non all'interno dello Stato americano. Un'ultima notizia in chiusura è quella che riguarda un caso che sta sconvolgendo le cronache negli Stati Uniti, un ragazzo che ne avevamo parlato nelle scorse rubriche, che era stato arrestato proprio per le manifestazioni pro-Palestina, in questo momento rimane incarcerato e l'amministrazione Trump sta cercando attivamente di espellerlo dal continente americano. Vedremo in futuro, ci sono state tante manifestazioni in suo sostegno, vedremo cosa succederà, anche perché essendo un rappresentante, possiamo dire così, proprio di questa lotta all'interno della politica americana fra sostenitori di Palestina e tra i sostenitori pro Israele, sarà importante anche per il futuro della politica internazionale americana proprio all'interno del proprio paese. E con quest'ultima notizia dedicata a Mohammed Khalil, ma anche a ciò che sta avvenendo nella striscia di Gaza, il sottoscritto vi saluta, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.